I pompieri arrivano a sirene spiegate, dopo di loro i mezzi del SUEM 118 e della Protezione Civile. Dalla finestra dell'Istituto Scarcerle esce una colonna di fumo. I 1600 studenti sono già tutti fuori dallo stabile. Si dà il via alle manovre di spegnimento. Fortunatamente è solo un'esercitazione per spiegare ai ragazzi come comportarsi durante le emergenze. È una giornata di grande esercitazione, di grossa esercitazione. Come sapete le scuole devono farne 2 all'anno, una di queste 2 è quella che stiamo svolgendo oggi con la presenza in massa di protezione civile comunale, provinciale, polizia municipale, uomini del SUEM, vigili del fuoco soprattutto. Oltre agli studenti presenti anche i 180 dipendenti della scuola, tra docenti e personale ATA. Un modo coinvolgente per spiegare come comportarsi durante un'emergenza, simulando appunto un terremoto con incendio e feriti. La cultura del primo soccorso parte proprio dagli istituti scolastici. Basti ricordare che le scuole sono le pubbliche amministrazioni nelle quali nelle città c'è il maggior numero di presenze al momento oltre agli ospedali. Noi per esempio qua a scuola abbiamo 1600 ragazzi, oltre a 200 persone tra docenti e non docenti, quindi 1800 persone che stanno dove stiamo noi adesso e quindi il tema della sicurezza per le situazioni che dovessero verificarsi reali è quanto mai importante. Noi facciamo sempre aggiornamenti, corsi di formazione, prove di evacuazione, sempre al fine di abituarci a quello che speriamo non dovrà mai verificarsi.